Dai, dai, dai. Non mollare. Adesso inizia un leggero tratto di falsopiano, ho poco fiato per parlarvi, che è impegnativo il tratto che ho appena fatto e i corridori l'hanno fatto 5 anni fa, il 21 maggio 2015. È importante mantenere le energie perché poi ci sarà il roccolo e calaone, ragazzi. Stiamo parlando di un menù, di un cenone di Natale, quindi molto pesante. Ragazzi, ho appena svoltato a sinistra dopo Castelnuovo verso il roccolo. Tra poco inizierà il pezzo impegnativo, pendenze anche al 17% e bisognerà avere fiato perché bisogna arrivare a Calaone e poi a Monselice col gran finale e l'arrivo. Ovviamente non serve neanche che ve lo dica. Allora, qui sotto, se guardate bene, c'è un pulsantino rosso con una scritta bianca: iscriviti. Tu facendo click non spenderai neanche un soldo, ma neanche uno, zero. Come stai che gol scherzea? Zero. Bene, facendo così supporterai il mio canale, vedendo gli iscritti aumentare, mi solleverà il morale e magari un giorno mi e YouTube daremo d'accordo. Come sei che te hai detto? E potrò anche riempirmi le tasche, o no? Ma che c***o? Quindi dai, un bel mi piace, non posso staccare mai altrimenti mi ribalto. Iscriviti e condividi il video. Dai che andiamo, che siamo sul roccolo. Comunque ve lo dico, a me pare di essere l'unico che fa rocco da sto versante. Ho visto 2 o 3 ciclisti scendere, ma sono l'unico che sa ed è qua. Guarda che roba. Ragazzi, pensate, questa è l'ultima curva e qui transitò il Giro del Veneto nel 2001. Mi ricordo che ero sul lato destro della careggiata, c'era Danilo Di Luca, Rebellini e Giuliano Figueras. È lo stesso rettilineo. Che emozioni farla adesso, documentarvela. Io sul video, mentre quando ero bambino c'erano i ciclisti, che emozioni. Dai, sei arrivato. E che manca poco. Ragazzi, stiamo scollinando dal roccolo, andiamo verso il Cinto Euganeo. Guardate che pendenze, che velocità. Arriveremo alla Cingolina, strade da rifare, vedete quante buche, e devo andare anche a volte oltre la carreggiata. Ecco la chiesetta degli Alpini, quanto voglio bene questa chiesetta. Ok, curva a destra, occhio che chiude. Ecco, questa ve la ricordate? Uno dei miei video, Anfiteatro del Venta. Anzi, dovrò ancora postarlo. Italia, speriamo che quelle buche siano riparate. Ragazzi, Cinto Euganeo. I corridori quindi si butteranno giù in discesa qua. Ho postato un mio video, il primo allenamento dopo il lockdown, se vi ricordate. Guardate il paesaggio. Giù in discesa. Cinto Euganeo, fontana fredda. 130 si vola. Oh! Andiamo a prendere il punto di corda, cambio di direzione, tutta destra sul cordolo, qui dentro, sul cordolo, bella discesa. Vedendo questi ulivi mi ricordano le mie origini, la Puglia, e poi anche là ulivi e momenti con sta xylella, non ce ne sono purtroppo. Spostiamo il peso indietro per bilanciare la frenata del corpo. Occhio che questa curva butta tutto all'esterno. Forentaio, uccello. Oh! Punto di corda, si rilancia il bruttuccio. Si scende dove si va a frenare abbastanza. Io i freni tradizionali, i ciclisti avranno, alcuni di loro, i freni. Che paesaggio. Oh! Avranno i freni a disco. Ci buttiamo in discesa, che bello, punto di corda
strada ancora, si rilancia. Oh, non ho dietro nessuno. Un attimo al centro della carreggiata, indietro, vado a prendere la corda. Oh, lì si scende, non c'è nessuno. Ribadisco, non c'è nessuno dietro, quindi ho potuto un attimo allargarmi verso il centro della strada. Faedo, castello di Faedo. Che bella curva, bisogna avere tanti freni ragazzi. Bisogna avere freni. Adesso via verso Fontana Fredda. Tratto in leggera discesa, le velocità qui saranno sostenute 1 chilometro a Fontana Fredda e poi Calaone. Siamo scesi da Roccolo e Cinto Euganeo. Come vedete c'è il cartello verso est, 8 km. Andrò dritto per questa strada. Quindi a Rivadolmo girerò a sinistra e farò la salita di Calaone, muro di Rivadolmo. Non ho detto niente praticamente. The show must go on, dai che andiamo! I ciclisti verranno giù da quella strada, gireranno a sinistra, percorreranno quest'altra strada. Ci stiamo dirigendo verso zona Rivadolmo e affronteremo il muro da Calaone girando a sinistra, il muro di Rivadolmo. E ragazzi, non ve l'ho detto, però a Roccolo eravamo a 358 metri sul livello del mare ed era un gran premio della montagna di quarta categoria, un GPM. Anche Calaone sarà sempre un GPM di quarta categoria e anche chi dovrà lottare per l'ex maglia verde, ora maglia azzurra, dovrà stare davanti e prendere punti perché sono punti valevoli per la classifica finale. La strada qui continua a salire e guardate che meraviglia. Mancheranno circa 20 km all'arrivo e vedremo che Danni riuscirà a fare anche la salita di quarta categoria e il muro di Calaone e il muro di Rivadolmo. Guardate che paesaggi. Ragazzi, Rivadolmo, ci siamo! Ragazzi, bene, via Cabianche, pendenza al 10%. Siamo a Rivadolmo, i corridori transiteranno da questo punto, Calaone, discesa e via Monselice per l'arrivo. Dai che andiamo! Ho preso via Cabianche, sto salendo Calaone e poi giù verso est Baone e Monselice. Sarà lunga 6 km e oggi fa caldo per girare. A ottobre sarà un po' più fresco, il clima non sarà lo stesso, ma la salita è sempre impegnativa. Ragazzi, inizia già a beccare, inizia già a farsi sentire, guardate che pendenze. Non ci sarà un attimo di respiro nelle pendenze e soprattutto non ci sarà un attimo di respiro venerdì 16 ottobre 2020 per i ciclisti, perché qui tira sempre. È la prima volta che faccio Rivadolmo da questo versante, Calaone da questo versante e Roccolo da quel versante, quindi spaventoso. Ciao a tutti ragazzi, quella che vedete lì in fondo con le macchine che passano sulla piana è la strada che da Lozzo a Testino va verso est, che è quella che prenderanno i corridori. Le uniche due salite sono queste qui che, fatte negli ultimi 50 km di gara, scremeranno molto il gruppo, però guardate che spettacolo. Ragazzi, ve lo assicuro, forse dal video non sembra, in TV non sembrerà, ma tira, spettacolo magnifico, ma vi assicuro che tira, la pendenza qui tira. Sarà un punto in cui fare il tifo perché i ciclisti ovviamente andranno più piano che in pianura e potrete applaudirli di più. Quello ragazzi è l'ultimo tratto, poi si scollinerà est Baone e poi Monselice. Salita di quarta categoria fatta, dopo Roccolo anche Calaone. Yeah! Dai che andiamo! Dai! Si gira quindi qui a destra verso est, si passa per Baone. Per oggi le salite ragazzi sono finite. Oh, Padre nostro! Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Pulito perché la prima staccata più lunga siamo un muro. Te ne avevo detto Tommaso. Te avevo detto. Vai vai.
Paone è finito, 7 km e 3 all'arrivo, mani basse, giù la testa e pedalare. Ultimo strappetto ragazzi. Stiamo affrontando l'ultimo strappetto prima dell'arrivo. Ricordiamo le vie cruciali che porteranno all'arrivo: via San Giacomo, via Verdi e poi l'arrivo a via Cristoforo Colombo. Discesa, si mena, mani basse e ovviamente ragazzi, senza che lo dica, dai che andiamo! Ragazzi, qua stiamo anche a 50 all'ora io, ma se andrà a 60 avranno bici aerodinamiche, ruote a profilo alto per la volata, daranno tutto qui. C'è anche assenza di vento, un leggero vento a favore, si spinge fino all'arrivo. Ultimi 4 km si dà tutto verso Monselice. Ragazzi, la leggete con la scritta Monselice. Ultimi 2 km, via Giuseppe Verdi, poi a destra e ci siamo. Ragazzi, dopo il sortopasso, la rotonda dritti e all'altra rotonda si gira a destra. Abbiamo preso via Giuseppe Verdi. Siamo sempre più vicini al traguardo. Oggi le strade non sono chiuse al traffico, quindi vi farò vedere con un po' di confusione quali saranno le ultime strade. Via Garibaldi, sempre dritti, che diventerà poi via San Giacomo. Continua dritta. Ecco, siamo entrati adesso in via San Giacomo, siamo agli ultimi 1000 metri all'arrivo. I corridori in questo tratto si staranno stringendo gli scarpini, quindi si prepareranno alla volata, a meno che già qui qualcuno non abbia tentato una fagianata. Chilometri al traguardo, Ballan! Questo è un attacco buono! Partito la Non allungo. Continua via San Giacomo, come vedete. Ragazzi, guardate che manto stradale perfetto. Ultimi metri di via San Giacomo a Monselice, giriamo a sinistra verso via Cristoforo Colombo e poi l'arrivo. Cosa c'è da dire qua? Volata, bisogna vedere se il gruppo riuscirà a prendere, se andrà via una fuga, se il gruppo riuscirà a prenderla, chi sarà la squadra con il leader con la maglia rosa. E abbiamo 250-300 metri dove sprigionare watt per la volata, 192 km con delle salite che ti portano al gancio. Fantastico. I corridori del Giro d'Italia arriveranno finalmente, dopo aver fatto il circuito, definitivamente a Monselice. Bembe, cosa ne pensi di questa tappa quindi? Alla fine ci sarà una scrematura forte, solo i migliori ce la faranno. Tappa fantastica, dai che andiamo. E adesso andiamo a fare due parole con Filippo di Bici Verde, che ha organizzato questo circuito finale Monselice-Monselice. Siamo qui con Filippo di Bici Verde, non c'è nient'altro da dire che grazie Filippo per questa opportunità che dai al Giro d'Italia, ai padovani, di far scoprire il territorio padovani in Colli Euganei. Grazie a voi e speriamo che sia un'opportunità che si possa ripetere anche negli anni futuri. Ciao. Ciao. Video finito, Filippo ci ha salutato e abbiamo ringraziato Filippo di questa grande opportunità di far arrivare il Giro d'Italia a Monselice davanti al suo negozio Bici Verde, come vedete. Grazie anche a Bembe, direttore sportivo, per il supporto. Grazie a tutti. Grazie a te Bembe. Prego, foto da ammiraglia anche oggi. Ti arriverà qua, quindi mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividete il video. ok, e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dai che andiamo!